Come nella vita si vivono momenti difficili dove l'unica cosa che conta è rialzarsi più forte di prima, ed è quello che sono chiamati a fare oggi i ragazzi di Mister Bellinvia per uscire da un momento difficilissimo. Benvenuti amici sportivi dal campo Garda e Sport di Mili Marina. Claudio Costanzo per la Wii Sport SD a raccontarvi del 21esimo turno del campionato di promozione siciliana. Girone C, città di Messina ospita la seconda della classe, l'FC Ionica. Qui scopriamo come al solito le nostre grafiche speciali, gli 11 scelti a Mister Bellinvia, che vede Simoni tra i pali, linea 4 con Balastro, Leo Bombare e Fragapane. Ad agire nella zona mediana Mancuso, Cardia e Alessandro. Tridente pesante con Aricò, Codagnone e Amante. Due dei tre rientranti dopo l'ultima uscita in panchina nel campo del San Biagio, dove il città di Messina è caduto rovinosamente per 3-1. Ionica che di contro ha sulle spalle la responsabilità di tenere aperto il campionato, cercando di non far scappare via il Camaro. Arbitrerà l'incontro il signor Di Graziano di Agropoli, sui assistenti Raspanti di Catania e Palumbo di Agrigento. Abbiamo scoperto come al solito con l'ausilio delle nostre telecamere tutti i protagonisti che si affronteranno in questa sfida. Da un lato i ragazzi di Mister Moschella, che fanno della loro difesa punto forte, con soli 6 gol subiti, appena 3 in trasferta, miglior difesa del campionato. Dall'altra l'attacco di Mister Bellinvia con 29 gol fatti, di cui 17 in casa, cercherà di impensierire Gugliotto e compagni. Qui intanto siamo partiti già col film della gara, con Maggiolotti che gioca il suo primo pallone per Fugazzotto, ma Leo è bravo a sbarrare la strada all'attaccante della formazione ionica, che qui si fa ancora in avanti al 12esimo minuto di gioco. Primo cartellino giallo per Fragapane. Sugli sviluppi della stessa punizione andrà con il numero 7 Ciccio Monaco, con questo destro tagliato, facile preda di Simoni. Città di Messina che proverà ad affacciarsi all'altro lato con queste verticalizzazioni improvvise. Qui Aricò serve Amante, punta l'avversario, lo salta, va in porta, ma Gugliotta è attento e manda in corner. Qui San Filippo regala il pallone ad Amante, che allora lo affida a Codagnone, che lo può rilanciare. Amante prova a entrare in area, va fuori giri, cade a terra e spreca un importante contropiede. Qui ancora Città di Messina, e però ci prova con Alessandro dalla distanza. Il pallone resta lì per Amante, che l'appoggia in porta, ma si era alzata la bandiera dell'assistente. Rivediamo però con l'ausilio la nostra Moviola, che sembra al momento in cui il pallone si stacca dal sinistro di Alessandro che si stiano per incrociare i piedi di Amante e del difensore. Chiamata difficilissima, comunque gioco molto spezzettato in questa prima frazione di gioco, complice il molto nervosismo e l'alta posta in palio. Qui Loria sventaglia per Monaco, che può entrare in area, aspetta la sovrapposizione di un compagno, poi rientra sul destro, ancora centrale il suo tentativo. Ancora una volta Simoni può far sua la sfera. Qui Aricò prova ad accendersi, ad allargare per Alessandro, che punta Loria, aspetta la sovrapposizione di Fragapane, che arriva puntuale, dà uno sguardo in mezzo, ma è sballato il suo mancino. Qui Aricò proprio sul finale di primo tempo se ne va via sulla tre quarti, viene atterrato da Lombardo, graziato clamorosamente da Di Graziano. Con questo intervento in scivolata da Tergo, rivediamo con l'ausilio della nostra Moviola, fallo molto cattivo ai limiti del disciplinare, va comunque a sincerarsi delle condizioni del proprio avversario Lombardo. Terminerà così la prima frazione di gara, tra qualche polemica per i padroni di casa. 0-0 il risultato, molto agonismo in campo, perché non sono uscite ancora fuori le qualità tecniche delle due rispettive compagini. Entreranno per ultimi i padroni di casa in campo e poi si potrà ripartire ancora con Aricò, che prova a mettere dentro Codagnone, va sul portiere Gugliotta. Ancora una volta incertezza del direttore di gara, fa continuare il gioco con Amante, che dagli sviluppi dello stesso calcio d'angolo prova direttamente in porta. Gugliotta riesce ad allontanare, poi inizia anche la difesa sul tentativo successivo di Mancuso. Qui Amante viene atterrato, scalcia da terra Loria, gli sventaglia il cartellino rosso il direttore di gara. Qui rivediamo ancora una volta con la Moviola, che sembra aver accentuato un po' troppo l'ex giocatore in forza al Camaro, Marco Loria. Qui Aricò, forse l'occasione più importante della partita, punta a due difensori, li salta nettamente, entra in area, va col destro largo alla sinistra della porta difesa da Gugliotta. Clamorosa occasione per il Città di Messina nonostante l'inferiorità numerica. Dall'altro lato la Ionica manda in campo Nino Davilla, l'ex ACR Messina,
per Pugazzotto, si procurerà questo fallo successivo che procurerà il primo cartellino giallo per Balastro. Qui anche un cambio nelle file di mister Bellinvia, esce Arigò, stremato, al suo posto entra Peppe Giove. Qui Davilla punta ancora una volta a Balastro, terminerà la partita addirittura in 9 in città di Messina. 2 gialli in pochissimi minuti per l'ex Milazzo, che dovrà farsi la doccia anticipatamente. Saranno 4 minuti di recuperi indicati dal direttore di gara. Intanto entrerà in campo anche Cordima per Mancuso, per cercare di mantenere inchiodato quantomeno il risultato sullo 0-0 e portare a casa un punto che potrebbe risultare importantissimo. Sarà così, termina la partita col triplice fischio del signor Di Lorenzo di Agropoli. Da Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, restate connessi, sfondate il tasto mi piace.